Amici di Sportisiri, appassionati di calcio, in questo caso calcio giovanile, ben trovati dal Francolo Monaco di Palermo per la sfida tra le formazioni juniores di Parmonval e Monreale, gara valida per il girone A del campionato appunto riservato alla categoria juniores under 19. Buon pomeriggio da Francesco Cammuca qui dal terreno di gioco della formazione della borgata marinara di Palermo. E di fronte oggi ci sono due squadre pronte a darsi battaglia per conquistare questi 3 punti nel match che è valido, ricordo ancora una volta, per il campionato regionale juniores girone B, non girone A, chiedo scusa. Sesta giornata con il Monreale che fin qui, dopo aver osservato il turno di riposo, ha vinto tutte e 4 le partite contro una Parmonval che invece ne ha portate a casa 2 su 3. E ricordiamo anche che dopo le prime 4 giornate abbiamo assistito anche alla rinuncia da parte della TF, formazione che nelle prime 4 giornate aveva sempre perso nelle gare disputate. Dunque Monreale che cerca di mantenere la leadership a punteggio pieno, fin qui un cammino trionfale per la squadra di mister Di Gaetano, che ricordo ha esordito con un 10-2 proprio contro la TF, poi ha vinto per 5-1 in casa dell'Oratorio San Vincenzo. Nella terza giornata partita tirata ma vinta sul proprio terreno di gioco al Boncore contro il Resuttana San Lorenzo. Quarta giornata con la vittoria sul San Giorgio Piana in quel di Piana degli Albanesi. E infine nella scorsa giornata la squadra monrealese ha osservato il turno di riposo che si è reso necessario proprio per la rinuncia da parte della TF. Vediamo il campionato che è iniziato con 10 squadre al via e che adesso mette di fronte altre 9 formazioni. Ricordo le altre gare in programma oggi, con Parmonval Monreale appunto, San Giorgio Piana e Don Bosco Partinico ad affrontarsi nel pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio invece toccherà a Resuttana San Lorenzo e Città di Cinisi. Osservano un turno di riposo la Partinico Audace e il CUS Palermo. Ne approfitto per leggere le formazioni mentre le due squadre, come potete vedere nella nostra inquadratura, stanno per effettuare l'ingresso in campo. Andiamo con le formazioni, partendo proprio dai padroni di casa della Parmonval, che si schierano con Rancatore in porta con la maglia numero 1, poi Follari con il numero 2, Giaimo col numero 3, Randazzo col numero 4, Davì col numero 5, Daniello con il numero 6. Anzi, questa è la formazione, scusate, la formazione del Monreale. Andiamo a vedere nel dettaglio. Rancatore appunto in porta col numero 1, Follari col numero 2, numero 3 Giaimo, numero 4 Randazzo, numero 5 Davì, numero 6 Daniello, numero 7 Uzzo, numero 8 Parlato, numero 9 Costantino, numero 10 Parrinello, numero 11 De Cofano. Un Monreale che, ricordo, nel corso dell'estate, dopo la fine negativa della stagione delle prime squadre, ha portato alla rinuncia della disputa dei campionati diciamo senior, in particolare la presenza eventuale al campionato di promozione al quale il club avrebbe avuto diritto a partecipare. Invece si è optato per lo schieramento solamente nei campionati giovanili,
con la Juniores, che in un certo senso fa da fiero all'occhiello, ma già nelle passate stagioni la società ha dimostrato di puntare molto sulle formazioni giovanili, di fronte a una Parmval che a propria volta quest'anno ha confermato il proprio impegno nel campionato di eccellenza. Le cose non stanno andando benissimo per la squadra inizialmente affidata a Marco Aprile, poi c'è stato l'addio del tecnico che già l'anno scorso era seduto sulla panchina della Parmval, squadra affidata in questo momento a colui il quale già l'anno scorso era il tecnico della formazione Juniores, ovvero sia Aldo Bellingardo, e squadra che è reduce anche da diverse sconfitte. Partita che sta iniziando con qualche minuto di ritardo, sono le 15:15, inizio previsto per le ore 15 appunto. Entrano in campo le squadre agli ordini del direttore di gara, con Parmval e Monreale che dunque sono pronte a giocare questo incontro valido, ricordo ancora una volta, per la sesta giornata del girone B del campionato regionale Juniores. Solito scambio di convenevoli al centro del campo tra le due squadre, una partita che sulla carta vede gli ospiti favoriti proprio in virtù della classifica maturata dopo i primi 5 incontri. Parmval che ovviamente venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico, comunque sul proprio terreno di gioco, per una partita ovviamente tutta da seguire. Ovviamente vi invitiamo a seguirla sul nostro canale YouTube, che da questa giornata seguirà proprio le vicende della formazione monrealese di mister Di Gaetano in questo campionato. Tutto pronto per l'inizio della gara, il primo pallone sarà a disposizione del Monreale, che in questo primo tempo attacca da sinistra a destra, maglia blu chiaro, così come i calzoncini blu scuro per la formazione diretta da Giuseppe Di Gaetano. Maglia e calzoncini verdi, calzettoni bianchi per la Parmval, che dunque difenderà in questo primo possesso della partita. Sul pallone c'è Parrinello, direttore di gara guarda il cronometro. E poi dà il via ufficiale a Parmval Monreale, primo pallone giocato dagli ospiti, con la difesa della Parmval che inizia a girare il pallone. C'è il controllo nel cerchio centrale del campo e la palla scodellata in avanti, ancora a chiudere la squadra in maglia verde, che poi cerca adesso la ripartenza. Rientra molto bene Randazzo sul pallone, poi c'è questo cambio di gioco intercettato da Jaimo, poi il colpo di testa in mezzo al campo da parte di Uzzo, lancio in profondità per la corsa di Costantino, l'uscita di testa fuori dall'area di rigore da parte dell'estremo difensore della Parmval, che adesso torna a muovere il pallone. C'è la chiusura però in fallo laterale da parte del numero 11 De Cofano. Fallo laterale per la Parmval, colpo di testa tentato da Daniello, poi spazza via ancora la difesa del Monreale, con Parmval che cerca adesso di ripartire sull'out di sinistra. C'è l'intervento da parte di Follari, calcio di punizione
per la Parmonval. Inizia la pressione forte da parte della squadra di casa, che porta su anche i centrali su questo calcio di punizione. Calcio di punizione per la Parmonval, fischia il direttore di gara. C'è la battuta verso la porta e il palo colpito clamorosamente, poi la rovesciata che non inquadra la porta subito. Parmonval ad un passo dal gol, con la barriera che si è colpevolmente aperta davanti al Rancatore, e l'occasione ghiottissima subito per i padroni di casa con questo legno. E dunque si salva la squadra di mister Di Gaetano, che adesso torna a difendersi. Non un inizio semplice, anche se qui la Parmonval è costretta a rifugiarsi all'indietro. Il rinvio da parte dell'estremo difensore, cerca l'anticipo e lo trova. In effetti Follari, poi l'intervento su De Cofano è regolare. La palla poi messa in fallo laterale. C'è un fallo laterale per la formazione ospite, con Follari. Colpo di testa ancora a mettere il pallone in fallo laterale qualche metro più avanti, sempre per il Monreale, che spinge con le mani ancora Roberto Follari. L'hai messa battuta corta sempre su De Cofano, poi ancora Follari pressato e fermato, cerca di ripartire adesso la Parmonval con l'avanzata, chiude però molto bene Follari, poi la palla in fallo laterale, rimessa Parmonval sull'intervento di Randazzo. La battuta lunga con le mani, adesso pallone che arriva in aria, allontanato soltanto parzialmente, allora serpentina all'interno dell'area di rigore ancora da parte del numero 10 della Parmonval. L'uscita da parte di Rancatore e poi palla messa in calcio d'angolo. Ha sicuramente cominciato meglio la squadra di casa. C'è la battuta del calcio d'angolo con la palla che spiove sul primo palo, allontanata di testa da De Cofano, ben appostato. Poi si lotta in mezzo al campo con Costantino che non riesce a prenderla. Altra palla verso l'area di rigore, allontanata e poi bloccata da Rancatore, che ha subito messo in movimento i suoi compagni. C'è Giaimo sulla sinistra, il tocco per Parlato, il quale cerca di scavalcare la linea difensiva della Parmonval, che però chiude molto bene. Si rifugiano dal portiere gli uomini in maglia verde, che non stanno patendo più di tanto, almeno in questa prima fase dell'incontro, questi primi 5 minuti in cui i giocatori di casa stanno mantenendo un certo predominio del gioco e del campo. C'è l'anticipo qui di Giaimo, fallo laterale per una buonissima Parmonval. Con questa rimessa battuta in avanti c'è il colpo di testa, recupera De Cofano che la gioca in avanti, sponda di Costantino, non trova però Parrinello, poi De Cofano spinge, l'arbitro lascia giocare per il vantaggio e poi un contatto a palla lontana che vede protagonista Randazzo. Non c'è ancora stata fornita la distinta ufficiale della Parmonval, quindi purtroppo non riusciamo a effettuare in maniera completa quello che è il racconto della partita.
Intanto c'è questo calcio di punizione con la palla e questa volta viene scodellata verso l'area di rigore e la traversa colpita per quello che è il secondo legno in 6 minuti per la Parmonval. Decisamente sfortunata la formazione di casa, che ripeto ha iniziato molto meglio la partita, maniera più aggressiva. Tra altre cose non si può neanche parlare di questioni relative al terreno di gioco, visto che entrambe le squadre giocano su fondo in terra battuta. Qui intanto l'errore in fase di disimpegno con ancora Parmonval che attacca. Davi, che aveva commesso quell'errore in disimpegno, ha rischiato di innescare un contropiede pericoloso. Ora c'è un fallo laterale comunque per la squadra di casa. La palla proposta al centro, colpo di testa di Daniello e poi quello a prolungare in fallo laterale di Uzzo, del capitano del Monreale. Dicevo del manto, comunque del terreno di gioco dell'una e dell'altra squadra. Anche il Monreale gioca in terra battuta, visto che le gare interne si giocano sul campo del Boncore, della periferia di Palermo. Monreale che ormai da anni milita lontano, o comunque non all'interno del paese che dà appunto nome alla società. Spesso e volentieri distribuite le attività del settore giovanile, a volte anche della prima squadra del Monreale, tra il centro sportivo Le Siepi e il terreno di gioco del Ribolla, che è in erba sintetica. La decisione nelle ultime stagioni da parte del Monreale, mentre qui intanto conclusione che si perde fuori. Dicevo, la decisione da parte del Monreale nelle ultime stagioni, quella di disputare i propri appuntamenti ufficiali sul terreno di gioco del Boncore, almeno per quanto riguarda i settori, le formazioni del settore giovanile. Intanto è pronto Rancatore a rinviare, decide di andare lungo. Il portiere del Monreale salvato nei primi 6 minuti per ben 2 volte dai Legni. Prima un palo su calcio di punizione, poi una traversa, sempre sui sviluppi di una palla inattiva. Intanto c'è l'avanzata con la conclusione da parte di Parlato. Insiste De Cofano sulla destra, cross respinto, poi non si capiscono De Cofano e Parlato e alla fine esce la Parmonval con questo pallone che ha superato la linea laterale. Rimessa per il Monreale. Con Follari che va ad eseguirla, colpo di testa a prolungare da parte di Costantino per De Cofano, che propone al centro, ancora allontana la difesa della Parma, ma riesce a disinnescare i pericoli. Giro palla adesso dei padroni di casa, superati i primi 10 del primo tempo. Il punteggio che ancora non si schioda, mentre qui c'è l'ottima pressione, anche se alla fine la Parma se la cava con questo pallone pesco del lato a sinistra, lancia in avanti, il controllo forse con un braccio, sì. Direttore di gara che punisce il controllo. Parma che spesso e volentieri già l'anno scorso, quando Marco Aprile in panchina, ha attinto dal proprio settore giovanile. Intanto attenzione qui all'avanzata
con il cross sulla destra. De Cofano, scavalcato dal pallone, può ancora arrivarci il numero 11 del Monreale, che qui va a contatto con un difensore avversario, il quale però riesce ad uscire dalla zona pericolosa. Colpo di testa da parte di Daniello, ancora però Monreale che è costretto a rintanarsi all'indietro. Ancora Daniello con la pressione fallosa. Calcio di punizione. A terra il numero 10. Arriva il dirigente della Parmonval a prendersi cura del proprio giocatore. Tutto ok per senza dubbio uno dei protagonisti di questo primo scorcio di partita. Un palo colpito sul calcio di punizione, poi il piazzato dal quale è arrivato l'altro legno, colpito dalla squadra di casa, che adesso è costretta a difendersi, anche se non riesce la giocata a randazzo, e allora si può imbastire un nuovo tema offensivo per una Parmonval che qui però viene fermata. E allora Monreale che cerca di ripartire con il lancio in avanti verso De Cofano, troppo lungo però. Allora andrà con le mani, ancora la formazione di casa. Colpo di testa in avanti, poi ancora si lotta. Qui alla giocata sull'out di sinistra, c'è spazio per la conclusione che si perde alta. Le urla dalla sua panchina da parte di mister Di Gaetano. Mister Di Gaetano da anni ormai sulla panchina delle varie formazioni giovanili del Monreale, a partire dai giovanissimi, dai under 15. Chi ci segue da tempo, ovviamente sotto altre denominazioni, sicuramente ricorderà del cammino. Scusateci per il cambio repentino di inquadratura. Dicevo, chi ci segue da tempo anche sotto altre denominazioni si ricorderà della Star Cup Elite e dell'ottimo cammino dei giovanissimi del Monreale, proprio sotto la guida anche degli allievi, sotto la guida di mister Di Gaetano, in quello che era diventato un duello serrato con il Cus Palermo. Cus Palermo che, a proposito di squadre che militano in eccellenza, si affida in larga parte proprio a ragazzi che facevano parte di quel nucleo e che l'anno scorso, proprio nel campionato juniores, ha fatto un cammino imperioso, arrivando anche a sfiorare il titolo regionale, andandosi però a infrangere sul Casteldaccia e sul Trapani. Tanto la battuta del calcio di punizione con la palla che arriva in area, il colpo di testa da parte di Parrinello, l'ha presa senza problemi del portiere. Tanto c'è un anticipo a centrocampo, cerca la giocata ancora Parrinello, poi palla in profondità,
è allontanata ancora dalla difesa della Parma, ma ancora è bene impressione il Monreale, anche se gli uomini in verde riescono a disimpegnarsi. Poi Follari con l'anticipo, lo scambio per vie centrali e poi la palla in profondità sulla corsa di Costantino che si gira. Costantino, spalla alla porta, va giù, l'arbitro lascia giocare. Maglia che si è leggermente strattonata, quella di Costantino. La magliettina, guarda, la mia magliettina. Se il colpo di testa cercato da Costantino, poi palleggia al limite dell'area di rigore Parrinello, poi Davi fermato, allora cerca di uscire la Parmonval, anche se qui il Monreale avrebbe potuto girare sicuramente meglio il pallone. Lo recupera però Parrinello, attenzione alla ripartenza con Parlato, limite dell'area, Parlato evita gli avversari, poi incrocia con il destro, palla fuori, e questo è il primo tentativo di una certa importanza da parte del Monreale. Sicuramente nulla di minimamente paragonabile a quelle che sono le palle gol costruite dai padroni di casa di Mr. Bellingardo, ma sicuramente qualcosa di buono. Tira, tira. La pressione ancora del Monreale, che qui costringe la difesa della Parma a mettere il pallone in fallo laterale. E allora Follari può andare con un nuovo fallo laterale. La sponda per ancora Follari a mettere al centro il pallone, prova a tenerla Parlato, però senza successo. Allora nuovo tema offensivo con la palla recuperata e rimessa per gli ospiti dopo il buon lavoro in pressione da parte di Uzzo. Rimessa di Jaimo in avanti, il colpo di testa a far da sponda da parte di Costantino, però non arriva. Nessuno dei compagni. Altro rinvio del portiere da parte della Parma, però altra palla recuperata al Monreale con Follari che scatta, prova a sterzare, subisce forse un fallo, l'arbitro lascia correre per il vantaggio, stava per fischiare, poi ha ritenuto più saggio far proseguire l'azione, anche perché dall'altra parte il Monreale prova a spingere a sinistra con Jaimo che riesce ad evitare il suo diretto avversario, che poi è bravo a riprendersi la palla. Riprende a far girare il pallone la Parma, ma chiude bene Davi. De Cofano fa sponda, Costantino allarga, forse con un po' troppa fretta, andando ad innescare Follari, sempre più coinvolto nella manovra offensiva. Qui il cross, l'uscita comoda da parte dell'estremo difensore. Palla lunga, colpo di testa da parte di Uzzo, direttamente in fallo laterale. Palla lunga intercettata, e allora può ripartire il Monreale con questo tocco in avanti di Parrinello, non riesce il controllo a Parlato che poi prova a vincere un rimpallo, viene chiuso, l'arbitro punisce la sbracciata. Calcio di punizione per il Monreale, una ventina di metri dalla porta di casa.
Dunque calcio di punizione per il Monreale. Il punto di battuta Parlato. C'è il fischio, se ne va anche De Cofano. Conclusione deviata, calcio d'angolo. Il primo. Il calcio d'angolo per la squadra ospite, con la palla che spiove sul primo palo, allontanato. C'è anche un tocco dell'arbitro e qui l'arbitro, che voleva giustamente applicare il regolamento, involontariamente ha interrotto una ripartenza in campo aperto. Dopo da parte del Monreale, con la palla che è stata affidata al portiere, forse bisognava riprendere con palla a terra. In ogni caso Parmoval che riparte dal suo numero 1, palla lunga di testa Davi, poi altro colpo di testa in avanti, subentra Uzzo nell'azione, fermato, poi Parlato, lotta, l'ultimo a toccare è lui, il direttore di gara costretto a fischiare. Si torna a muovere il pallone dalle retrovie con la Parmoval che chiama in caso di nuovo il suo portiere. È passata a metà del primo tempo, 23 minuti come vedete in grafica, sempre 0-0 qui dal Francolo Monaco. Partita che adesso sta vivendo una fase di equilibrio dopo che la Parmoval aveva iniziato fortissimo, colpendo anche due legni in 6 minuti. Intanto arbitro che inverte la sua stessa decisione affidando una rimessa alla Parmonval. Palla che finisce all'interno dell'area di rigore, Daniello con una spallata, l'arbitro lascia giocare, poi c'è la conclusione con deviazione, ancora Davi è costretto a salvare, palla in calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo, colpo di testa, poi altro tentativo in girata che non va a buon fine. Parlato la lascia scorrere, il direttore di gara che ne asseconda la giocata affidando il fallo laterale proprio al Monreale. Qui non riesce a portare sui compagni Parrinello, arriva però Costantino quasi a recuperare il pallone, Parrinello lo segue, allora attenzione alla ripartenza del Monreale. De Cofano fronte alla palla, il tocco in avanti con la chiusura però provvidenziale da parte della difesa di casa sul tentativo da parte di Randazzo. Insiste però Uzzo per il Monreale, conclusione di destro che si perde un paio di metri fuori. Partita che continua a vivere a strappi. Riparte dalle retrovie la Parmonval. C'è il recupero da parte di Uzzo. Giaimo cerca Parlato, spalle alla porta, lo trova. È bravo poi Giaimo a scaricare ancora su Uzzo. Poi Randazzo in campo aperto adesso con metri davanti a sé Follari. Avanza il 2 del Monreale che perde per un attimo il pallone, cerca un dribbling di troppo, ne consegue inevitabilmente una palla persa. Poi subentra nell'azione Randazzo che perde il rimpallo, allora attenzione alla Parmonval che cerca di uscire, palla al piede, lancio in profondità, palla che arriva in area di rigore con il servizio all'indietro, c'è il contatto e c'è il calcio di rigore. Calcio di rigore, fallo di Daniello.
e vedremo che andrà alla trasformazione. Le proteste da parte dei giocatori della Monreale, ma la decisione è già stata presa dal direttore di gara e dunque quando siamo nel corso del 27° minuto può cambiare. L'indirizzo di questo incontro. Arbitro che ha riportato la calma in campo. Allora si può andare alla trasformazione di questo calcio di rigore. C'è il fischio. La concentrazione, la battuta col destro che spiazza il portiere e allora passa a condurre la Parma 1-0 con rigore trasformato in maniera perfetta. Dunque cambia il punteggio. Dal Francolo Monaco con i padroni di casa che vanno avanti. Dunque partita da ricostruire invece per i ragazzi di Di Gaetano. Riprende il gioco qui dal Francolo Monaco. Un minuto fa è andata in vantaggio la squadra di casa su calcio di rigore. Ha segnato per atterramento commesso da Daniello. Attenzione, qui ha parlato subito ad un passo dalla rete, non ha calciato bene. Ne è venuta fuori una conclusione respinta in calcio d'angolo. Subito il tentativo di reazione da parte della squadra ospite. Con la battuta del calcio d'angolo affidata a Parlato, pallone che spiove primo palo, il contatto con Costantino, palla fuori, altre proteste da parte dei giocatori in maglia blu con Costantino che si rialza a fatica e con il primo tempo che sta per arrivare alla chiusura della sua prima mezz'ora. La battuta del rinvio dal fondo con Randazzo che va a lottare, poi recupera palla De Cofano. Il lancio spizzato da Parrinello, poi ancora De Cofano sulla ribattuta della difesa avversaria. Il lancio in avanti, cerca il tocco senza successo Parlato e allora riparte da dietro la Parma con questa palla rischiosa all'indirizzo del portiere. Rilancio che trova la testa di Jaime in proiezione offensiva, il terzino sinistro. C'è poi ancora la chiusura da parte dei difensori di mister Bellingardo che stanno tenendo a vista quella che è la squadra con il miglior attacco del girone. Altra palla giocata sulla sinistra per Chifari. La sterzata e il servizio centrale. Poi ancora la buona distribuzione del pallone. Qui va a vuoto Jaimo e allora c'è un'altra opportunità per la Parma con la palla che letteralmente balla in area di rigore. La conclusione che si perde alta e altro tentativo ben costruito dai padroni di casa.
Monreale che cerca di rimettere con Follari, che è costretto ad alzare questo strano pallone. Il colpo di testa con un altro duello aereo vinto dalla Parmoball. Poi cerca di risalire Costantino, lancia in avanti di Randazzo, prova a muoversi parlato ma chiude ancora benissimo la difesa della Parmoball. Fermato anche Parrinello. Uzzo si muove di De Cofano sulla linea del fuorigioco, poi il tocco è corto per Parrinello che propone il cross, secondo palo, l'uscita senza problemi. Palloni che difficilmente possono creare difficoltà ad una difesa ben schierata come quella della Parmoball, che qui adesso si distende in avanti, chiude Daniello, poi cerca il controllo parlato ma non lo trova. Parrinello può controllare anche perché scivola il suo diretto avversario, Parrinello però sbaglia il controllo e consente il recupero ancora da parte dei suoi avversari. Sbaglia anche Follari. Avanza la Parmoball con l'autore del gol, sicuramente il più pericoloso e di conseguenza il più meritevole anche di andare a bersaglio, anche per quanto detto in precedenza, per il palo colpito dopo 2 minuti direttamente sul calcio di punizione, anche se in quel caso la barriera si è aperta. Cosa che probabilmente si sarebbe infranta facilmente sul muro alzato da Rascatore. Poi però ha innescato l'azione che ha portato alla traversa prima di andare a trasformare con freddezza il calcio di rigore che attualmente porta in vantaggio i suoi. Qui c'è forse un fallo, si continua a giocare. Qui all'inserimento del pallone Parrinello, anticipato però. Attenzione a questo pallone rischioso che infatti viene recuperato solo per un attimo da De Cofano. Quella la gioca con calma, anzi si trattava di Costantino. In ogni caso la Parma l'ha già recuperato. Poi Daniello, anzi dà via allo scontro e poi appoggio di testa per il suo portiere Rascatore. C'è il giocatore della Parma fermo, allora anche il direttore di gara ferma tutto. A 11 minuti dalla fine del primo tempo. Qui la palla messa in fallo laterale che provoca anche un po' di discussioni da una parte e dall'altra. In ogni caso è rimessa Monreale con Follari. C'è stato un fallo. Con Costantino che ha subito fallo. Davi gioca in avanti, non trova compagni. Allora prova ad uscire nuovamente la Parmoball con questo attacco sul fronte di destra. Prova a rimontare Uzzo che in effetti chiude la traiettoria di passaggio, mette anche il pallone in fallo laterale. Per una rimessa che viene battuta dalla Parmoball. Qui il tentativo di testa di Parrinello che non viene sormontato dai compagni. Allora attenzione a Chifari che può controllare questo pallone, lo mette al centro, diventa un tiro sul quale si oppone molto bene Rascatore, poi palla in calcio d'angolo. E tiro dalla bandierina numero 3 per la Parmoball. Palla in area di rigore, non tocca nessuno. C'è l'opportunità, ancora Rancatore a chiudere, poi la palla rimane lì e viene ribadita in rete per il 2-0 per la Parmoball. Qui ancora una volta
più lesti di tutti, i giocatori in maglia verde, che dunque raddoppiano al minuto 37. Riprende il gioco per gli ultimi 8 minuti, più eventuale recupero di questo primo tempo a forti tinte verdi. Vantaggio meritato da parte dei ragazzi di Mister Bellingardo, che ancora insistono. In rottura prolungata il Monreale, che ha già perso palla direttamente dal calcio di ripresa del gioco. La palla finisce fuori, si riparte dal fondo. E rimette subito in gioco il pallone. Qualche protesta su questa decisione del direttore di gara. Veniva chiesto il calcio d'angolo dai padroni di casa, che qui hanno già recuperato un altro pallone, decisamente più in palla la formazione di casa, che qui attacca ancora con una certa insistenza. Pallone messo in mezzo, intercetta e poi spazza via Follari. Prova ad arrivare senza successo Costantino, ma la palla ce l'ha Randazzo. C'è un'altra rimessa, questa volta per il Monreale, che per carità ha tutto il tempo per riprendere la gara, fermo restando che per il momento quello che si è visto in partita non è esattamente all'altezza di una squadra che ha saputo solo vincere nelle prime 5 gare di questo campionato. La palla in avanti, poi controllata da Randazzo. Parlato evita un avversario, può spingere sulla sinistra Parlato, che poi prova a stringere il campo dall'altra parte, cerca il lancio per Costantino, intercettato, poi controlla in mezzo al campo Uzzo. De Cofano fronte alla porta, cerca la conclusione, debole, centrale e dunque facile da controllare per l'estremo difensore. Qui brutta palla persa dalla Parmonval. Costantino, Uzzo prova a correre ai 20 metri, poi viene portato fuori. L'arbitro fischia il calcio di punizione, c'era stata la trattenuta precedente. Si porta sul pallone Parlato, solo 3 uomini in barriera in casa Parmonval, quindi presumibile una palla al centro da parte di Parlato o da parte di De Cofano. C'è il fischio, la finta di De Cofano, allora Parlato proporrà questo pallone nel cuore dell'area, colpo di testa, la parata, ma c'è anche fuori gioco. E dunque disinnesca al meglio questa opportunità avversaria alla Parmonval, quando siamo entrati ormai da qualche secondo negli ultimi 5 minuti di questo primo tempo. Con la battuta in avanti, colpo di testa di Follari, poi ancora in ritardo De Cofano con Chifariga, la gioca sulla sinistra, palla che viene trovata in campo anche con un ottimo cross che arriva in area di rigore, la fa scorrere Giaimo, che poi di testa mette in fallo laterale. La rimessa con la palla che passa dal centro, intercetta da Viva. Vediamo se riparte il Monreale con la palla allargata, un po' in ritardo qui Costantino.
E poi pallone spazzato da Follari, prova ad arrivarci Parlato che pressa sugli avversari. Ma alla fine Parmonval che si rifugia dal suo portiere, altro rinvio. Colpo di testa a prolungare. Poi riesce Costantino a recuperare. Follari sbaglia ancora. E poi apertura sulla sinistra. A memoria. Poi cerca di passare a Parrinello, trattenuto, punizione. Porta sulle torri il Monreale per questo calcio di punizione, ultimi 3 del primo tempo. E Uzzo a battere, lui che sarebbe uno dei deputati ad andare a saltare, invece mette in mezzo il pallone, colpo di testa a metter fuori, poi lotta Costantino, il pallone rimane lì allontanato sui piedi di Parlato. Conclusione che parte male, arriva peggio. Intanto il direttore di gara ha ammonito mister Di Gaetano. Allora, devo andare al rinvio dell'estremo difensore della Parmonval. Parlato, poi la girata di Parrinello verso Costantino, l'uscita del portiere, il direttore di gara che fischia adesso. L'entrata su Parrinello, giustamente voleva vedere se Costantino sarebbe comunque riuscito ad arrivare su questa girata. Punizione affidata ancora a Uzzo, mentre a breve, visto e considerato che il cronometro ci dice che siamo nel corso del 45esimo minuto, a breve scopriremo anche l'eventuale entità del recupero. Ma intanto occhio a questa ripartenza di Chifari che corre sulla sinistra, ennesima sgruppata della sua partita, chiude Davì, prova ad arrivare Uzzo ma viene anticipato. Ancora scambi prolungati con la Parma, che costruisce bene questa occasione. Sinistro sul quale vola Rancatore ad un passo addirittura dal 3-0. La squadra di casa, gran tiro ma gran parata anche. Quarto angolo della partita per l'11 mister Bellingardo. Un minuto di recupero segnalato al direttore di gara, ma intanto altro tiro dalla bandierina dall'altra parte, con la Parma che potrebbe addirittura chiudere in avanti il primo tempo. Poco o nulla da segnalare, ma questo apparterrà a quello che è il diario di fine primo tempo da parte del Monreale. Ma intanto occhio alla battuta di questo corner, la bandierina di destra nell'attacco della Parmonval, calciato male, poi riesce ad allontanare De Cofano, ancora però sui piedi dei giocatori di casa che cercano di imbastire una nuova azione. Davì svirgola, c'è l'uscita di Rancatore che qui si rivela decisivo, perché in un certo senso preso in controtempo è riuscito a respingere. Ancora calcio d'angolo, è il sesto per la Parmonval che gioca corto questa volta. Serie di finte, scade il minuto di recupero
mantiene il possesso la squadra in maglia verde, che poi scodelle davanti. Poi l'arbitro fischia, ma non per la punizione, bensì per la fine del primo tempo, che va in archivio con la Parmaval, come vedete in grafica, in vantaggio per 2-0 sul Monreale, vantaggio decisamente meritato per la formazione di casa, che ha costruito tanto, ha colpito due legni, poi è riuscita a sbloccare la gara su calcio di rigore prima di trovare il raddoppio. In ogni caso ben disinnescata la formazione ospite, la capolista del girone B, che fin qui non ha giocato, bisogna dirlo. Da capolista noi restiamo ovviamente live qui dal Francolo Monaco, vi forniamo come di consueto alcuni dei nostri contributi dai campi, soprattutto quelli dell'ultimo weekend appena trascorso di calcio, e non solo. Restate con noi perché poi ci sarà il secondo tempo tra Parmaval e Monreale. Geraci vinceva 1-0, poi la vittoria a tavolino, pallone in mezzo, il gol da parte di Pecoraro. Il Geraci sblocca la partita in area di rigore, numero 7, esultanza alla TR7 per Filippo Pecoraro. Qualcuno è anche pronto con il telefono a filmare l'ipotetico gol su punizione di Serio, vediamo cosa va a succedere. Calcia Serio, che intervento di Randazzo, grande parata questa, perché il pallone stava entrando a fil di palo. Pallone in mezzo, secondo palo, colpo di testa sulla traversa. L'occasionissima per la super giovane, ma è stato commesso fallo in attacco. Il tentativo Chiaccese lo fa viaggiare Marrone. Avanza Marrone, ci potrebbe essere dello spazio, preferisce passarla Serio, pallone sul sinistro, Serio! In diagonale fuori, l'occasione per Serio. L'assistente aveva dato la rimessa alla super giovane, l'arbitro al Geraci. Cardella avanza in mezzo a due, c'è il passaggio. Il pallone finisce agli avversari, Derby che si accende, pallone per Serio, spazio per lui. Limite, allarga tutto da Velardi, si allunga il pallone, calcio di rigore per il Geraci. Velardi, la parata di Randazzo, Velardi ribadisce in rete il gol del Geraci, l'11° in stagione, 2-0. Rosone, il passaggio verso Monaco che la mette in fallo, c'è. Scambia molto bene il Geraci, attenzione al Randazzo fuori dai pali, di voltissimo, Marrone non ne approfitta. La rimessa, attacco di Antista, ribattuto dagli avversari. Velardi in verticale, pallone per Marrone, 2 contro 2, c'è Serio largo, Marrone, pallone per Serio, Serio il controllo, piazza Serio, il Randazzo e la Monaco in calcio d'angolo. Vedremo fino a quando farà giocare l'arbitro. Gran pallone di Serio, Marrone si libera di Monaco, c'è il tiro e il gol di Marrone, 3-0 Geraci. E ne fa un altro nella sua grandissima occasione con la maglia dello Geraci, la prima in carriera. Magari si limiterà a gestire la sua squadra dalla panchina. Attacco di Serio, pallone per Albanese, ma c'è stato il fallo su Marrone, la doppia ammonizione per Cardella. Ancora Rosone in mezzo a 3, Rosone il passaggio per Butera, alla fine fermato, passaggio in verticale, occhio alla gestione, Velardi porta vuota, c'è il gol, c'è il 4-0. La super giovane in difesa commette l'errore all'uscita delle proprie portiere. Parte Serio oltre la traversa. Alla fine c'è il recupero di Guarnieri, fermato da D'Agostino. Pallone messo in mezzo verso Velardi, scorre Serio, calcio di rigore. Franco Villar, il 5-0 del Geraci, Randazzo c'era vicino.
Pallone in mezzo, dal limite serio, Cesan del 6-0. Eccolo qui, Gioacchino Serio. Da Villar, il pallone per Lessic, il 6-0 Geraci, la nazionale Castelbuono. Derby stravinto dalla squadra di Virgio. Partita ad alta intensità e ad alta tensione, quella dello Stadio Fiorilli di Casteldaccia tra i padroni di casa di mister Marco Mineo e la Don Carlo Misilmeri di mister Salvatore Outro, che arriva da un momento di forma straordinario, ma si prepara anche ad un ciclo intenso di partite tra campionato e Coppa Italia. Inizia la partita con subito la formazione guidata da mister Outro che attacca alla ricerca del gol del vantaggio. Passano una decina di secondi e su questa palla recuperata da Luigi Mendola si crea subito il primo pericolo con la palla che arriva nel cuore dell'area di rigore, dove Matera si gira, calcia in maniera debole ma anche imprecisa. Di Paola qui riesce a gestire nel migliore dei modi la situazione. Al quarto d'ora cerca l'uscita ma non la trova il Misilmere. Allora la conclusione di Lapi, strozzata col sinistro, si perde fuori. Primo acuto da parte degli uomini di mister Mineo, che qui sono costretti a difendersi con questa palla calciata lontano verso Secan, che si autolancia di testa, prova a fermarlo senza successo prestigiato, ci vuole l'uscita da parte di Paola per fermare tutto. Poi Concialdi non riesce a innescare Matera. Un minuto e mezzo dopo ci prova la squadra di casa con Lapi, che riesce a sgusciare via, salta Colombatti, cerca la conclusione e trova il grande intervento da parte di Simone Marino. Quell'azione prosegue, c'è il tentativo di conquista del calcio di rigore da parte di Monti. Al 23esimo ci riprova la Don Carlo con Lonigro che scucchiaia, Matera che fa sponda per Concialdi, il quale cerca di incrociare, c'è la respinta, ma la palla rimane lì e ci vuole ancora l'uscita di Paola ad evitare i guai per i padroni di casa. 35esimo, Concialdi sterza sul destro, mette questo pallone lento al centro, prova a intervenire Matera, poi la volée di Mendola che per poco non trova il tap-in di Caracappa, giudicato comunque in posizione di fuorigioco. Passano una quarantina di secondi, Colombatti, Concialdi, per Secan, tutto al volo, tutto di prima. Non perfetta la conclusione però di Mario Secan, che non riesce a impattare bene col pallone. Veniamo alla fine del primo tempo, calcio di punizione, l'ex Totò accetta. Alla battuta si muove con i tempi giusti Fabrizio Monti, che anticipa anche l'uscita di Marino, e alla fine del primo tempo è in vantaggio la squadra di casa con il gol, l'ennesimo di Fabrizio Monti. Veniamo all'inizio del secondo tempo con la Don Carlo che cerca di uscire. Qui Mendola lancia in profondità per la corsa di Secan, il quale brucia gli avversari. Poi arriva Prestigiacomo con questa entrata che il direttore di gara giudica regolare. Episodio da Moviola che poi lascia spazio però alla cronaca. Concialdi la mette al centro su calcio di punizione, sponda aerea di Matera che diventa un tiro facile per l'uscita di Paola. Poi al 68esimo calcio di punizione lo tenta e ne è entrato Fruci. Buona traiettoria, ma Marino la aspetta lì e blocca senza alcun problema. Prosegue l'attacco della Don Carlo proprio sul rinvio del portiere. Prova a liberarsi il neoentrato Lucera, che poi riesce a scambiare molto bene con Matera. La conclusione è inspiccata. Monforte è bravissimo a negare il gol probabilmente a Lucera, che poi sul cross trova l'uscita di Paola. 73esimo, insiste la Don Carlo con Pellegrino che mette al centro questo bel pallone, il colpo di testa, poi Concialdi con questa strana girata che favorisce Sino, il colpo di testa, palombella. E palla che sorvola la traversa. Poi Sino lascerà spazio allo Gerfo per l'assalto finale della Don Carlo, che qui attacca sulla destra con Fricano. Il suo cross è proprio per lo Gerfo, che di testa non inquadra lo specchio della porta. Poi nel finale assalto da parte della Don Carlo che rischia di essere stroncato al 95esimo dall'espulsione per Fricano, il quale secondo il guardalinea ha colpito Megna, ma sulla punizione che era stata fischiata in precedenza
va alla battuta Piero Goncialdi, grande mucchio in area, il folletto biancorosso, mette al centro il pallone, sbuca Gabriel Colombatti, minuto 96, ancora una volta un centrale a pareggiare, dopo Giuliano contro Enna, ci pensa l'argentino a togliere le castagne dal fuoco per la Don Carlo Misilmeri che pareggia e dunque evita la sconfitta su un campo difficilissimo come quello di Casteldaccia. Di lì a poco il direttore di gara fischierà la fine della partita, tutta la tensione si scioglierà negli abbracci e nei saluti tra avversari a fine partita. Il match si conclude sull'1-1. Da Sportisili è tutto, alla prossima. Rientriamo in collegamento dallo stadio Franco Monaco, secondo tempo della partita tra Monreale e tra Parmoval e Monreale. Ricordiamo gara valida per la sesta giornata del girone A del campionato regionale Juniores Under 19. Primo tempo È tuo figlio questo, Barrinello? ripresa che è iniziata con un cambio. Cambio per il Monreale. Ripresa che sta per iniziare, il cambio con l'uscita di Jaimo, l'ingresso di Cristofalo. A breve tutti i cambi, ma prima l'inizio del secondo tempo. Il Monreale che attacca subito, la palla che però si perde fuori. Lo scontro tra il nuovo entrato, che in realtà è il numero 14 Greco, e il numero 5 di casa, che è Fiore, con la palla che si è persa fuori. La rimessa. Le formazioni con la Parmonval che si schiera con Motta tra i pali, poi in ordine numerico Venturella con il numero 2, numero 3 Chifari, numero 4 Russo, numero 5 appunto Fiore, numero 6 Armanio, numero 7 Favata, numero 8 Buturuga, numero 9 Molinini, numero 10 Di Blasi, numero 11 Marchese, che qui ci ha provato con una conclusione che si è persa fuori. Risponde il Monreale, che dopo i cambi si è schierato, almeno per quel che riusciamo a intuire, con un 3-5-2. In porta c'è sempre Rancatore, poi il cambio anche in casa Parmoval, con uscita dal campo del numero 7 Favata, l'ingresso col numero 15 di Sanalitro. Dicevo della Monreale che si schiera con Rancatore in porta, poi Follari con il numero 2, numero 4 gioca Randazzo, col 5 Davi, col 6 Daniello, con il 7 Uzzo, con il numero 8 Parlato, numero 9 Costantino, numero 10 Parrinello, numero 11 De Cofano. Intanto qui attenzione al salvataggio di Rancatore, la palla che rimane lì, viene allontanata, poi ci prova Marchese con questo tiro deviato. In qualche modo Rancatore in due tempi la deve salvare, poi il direttore di gara ha fischiato un fallo. Rancatore che
anche nel primo tempo si è ritrovato a salvare diverse circostanze e poi appunto dicevo dall'ingresso in campo di Greco. Intanto non riesce a giocarla Marchese all'indirizzo di Buturuga. E allora fallo laterale. La palla giocata in avanti, ancora Buturuga a contrasto con Parrinello. Il direttore di gara fischia la trattenuta del numero 8 di casa. Il giro palla con Davi. Di fatto adesso sembra davvero un 3-5-2 quello della Monreale, con Follari che fa però il braccetto a sinistra e non a destra come fatto da terzino nel primo tempo. Qui intanto il colpo di testa, subentra, almeno prova a subentrare nell'azione Armanio. Occhio all'inseguimento da parte di De Cofano, chiude bene Fiore, palla in calcio d'angolo. La battuta nel cuore dell'area, colpo di testa appena sferato da Armanio, poi c'è quello verso la porta e palla che sorvola la traversa, ci ha provato Uzzo, ma la palla ha sorvolato la traversa. Non ti interessa lì. La battuta da parte di Motta, la palla che rimbalza nel cerchio centrale del campo, arriva Molinini, tra l'altro ex di turno, lui che l'anno scorso ha militato anche in alcune partite della prima squadra proprio nel Monreale e adesso si ritrova a rappresentare l'attacco della sua nuova squadra. Intanto pallone giocato in avanti da Parlato, il colpo di testa di Armanio, poi lo scontro anche abbastanza duro tra Fiore e Sanalitro, il nuovo entrato. Parmo Valle che insiste, Marchese punta Uzzo, lo ubriaca di finte per la palla che passa centralmente, ancora Marchese sinistro, sporco che non trova la porta. Qui il colpo di testa da parte di Fiore, qui la palla girata con il controllo e poi il rinvio. Pallone rilanciato in avanti da Russo, sui piedi però di Davi, poi la sponda di Parlato, spalla alla porta, Randazzo va a lungo alla ricerca di De Cofano, scorta però tutto Chifari che poi svirgola col sinistro ma trova comunque Molinini. Può avanzare Molinini, fronte alla porta, accelera il numero 9, c'è tocco centrale per Favata che allarga ma non trova Marchese. C'è l'avanzata ora da parte di Parrinello. Parrinello cerca in profondità la palla per Uzzo che è costretto a inseguirla per tenerla in campo, poi con astuzia la calcia addosso a Russo. Comunque c'è da fare una rettifica, non è uscito il numero 7 Favata per fare posto al numero 14 Guttilla, bensì il numero 2 Venturella. Qui intanto l'uscita ottima da parte di Motta, allora può correre in campo aperto Marchese, le finte, palla per Molinini,
fronte alla porta Molinini. Sono in 3 contro 5 difensori del Monreale. Molinini può avanzare ancora. Molinini, ingresso in area, arriva sul fondo, può mettere in mezzo e la palla che si perde fuori. Si riparte dal fondo, non l'ha toccata Daniello. E allora direttamente dal fondo Rancatore. Ricerca la giocata Greco, che però non controlla, c'è a dargli una mano Randazzo. Palla in avanti. C'è appunto l'ingresso di Sanalitro al posto di Venturella. È uno dei cambi effettuati dopo l'intervallo. Dall'altra parte, come già detto, l'uscita di Giaimo e l'ingresso di Greco. Dunque, in virtù di questo, vado anche a riassumere anche le panchine, mentre qui Armanio con questo tocco all'indietro per Motta, che stava per prenderla con le mani combinando un patatrack, poi è riuscito a rinsavire e a calciarla fuori con i piedi. In panchina per la Parma c'è Guarino, con lui Guttilla, Scardina, Russo, Ricco, Bono, Seidita, Puccio e Citrolo. Dall'altra parte il secondo portiere Mira per il Monreale, che porta in panca anche Cristofalo, Carlino, Francesco Parlato, Brocco, Gulino e Bonpasso. Il Parlato che si trova in campo in questo momento, il numero 8, è Stefano, che è anche vice capitano. Il capitano è Uzzo. Qui prova a liberarsi in qualche modo Favata, poi la palla passa dal numero 10 Di Blasi, fermato però. L'avanzata tentata da Randazzo, che viene fermato. Allora attenzione a Favata. Favata prova ad aggirare Davi, che commette fallo. Calcio di punizione per la Parma, che continua ad avere un'energia diversa, qualcosina in più proprio sul piano anche emotivo. C'è Di Blasi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Ricordo i gol di Blasi sul calcio di rigore, di Molinini sulla ribattuta, mentre qui proprio Di Blasi alla battuta della punizione, pallone scodellato verso l'area, a vuoto, Rancatore e la palla che finisce in rete per il 3-0. Il 3-0 da parte della Parmonval, e se non vado errato si tratta di Chifari, l'autore del gol. Qui a vuoto l'uscita di Rancatore, e allora il gol da parte di Chifari. E qui notte fonda per il Monreale, che si è fatto sorprendere in maniera abbastanza strana su questa palla morbida. L'errore di Rancatore sicuramente, ma il fatto che Chifari sia riuscito a ribadirla in rete con estrema facilità. La rimessa di Follari per il Monreale, poi la palla girata in avanti, colpo di testa da parte di Fiore, inseguito da Greco, che poi va a contrastare anche su Armanio. C'è fallo laterale per il Monreale. Se la missione era già difficile dopo i primi 45 minuti, adesso diventa quasi impossibile per i ragazzi di Gaetano, che qui perdono un altro pallone. Allora Di Blasi con l'uscita e col tocco sulla corsa di Favata. Favata cerca dall'altra parte un pallone difficile. Monreale che può provare a ripartire con Uzzo, palla in avanti, Parrinello fronte alla porta. Parrinello cerca di far passare per Greco, triangolo che non si chiude e poi spazza Sanalitro, anticipando anche il suo portiere. Uzzo, qui non si capisce
con il suo compagno, poi cerca di tenerla in campo e ci riesce col tacco. Spazza Armanio, rimessa per il Monreale. Deve arrivare un altro pallone. Portali su! Qui intanto torniamo in cronaca. Daniello mette fuori di testa. Colpo di testa a mettere fuori. Poi Davi la libera subendo anche fallo. Tanto si muove tutta la panchina della Parmopal praticamente. Spazza via Armanio. Fallo laterale per il Monreale, mezz'ora dalla fine. Invece sta già preparando una nuova mossa. Arriva adesso il cambio per il Monreale. Almeno è stato richiesto a gran voce da mister Di Gaetano, non ancora pronto. Si tratta di Carlino, mentre la palla arriva dalle parti di Rancatore. Follari, Davi, Daniello e lancia lungo. Parriello può controllare e può girarsi, subito però inseguito da un avversario, allora la gira velocemente su Costantino. Costantino, la sterzata su Sanalitro, poi si scontra con Parrinello. C'è lo scoramento evidente nel linguaggio del corpo del numero 9 della squadra ospite. Di Blasi, controllo, poi colpo di testa. La palla girata da Chifarina avanti, c'è un giocatore del Monreale a terra, si tratta credo proprio di Parrinello. Armanio mette la palla fuori per consentire le cure del numero 10. Tanto un cambio per parte, mentre ancora a terra Parrinello che si rialza. Andiamo a vedere i cambi. Pepe. Silenzio. Esce Favata nella Parmopal ed entra Guttilla. Dall'altra parte invece, come detto prima, è pronto Carlino. Carlino che prende il posto con ogni probabilità di Randazzo. Randazzo che si è andato ad accomodare in panchina. Arriva l'ammonizione. Ammonizione che dovrebbe essere rivolta a mister Di Gaetano.
Pallone restituito intanto dal Monreale, gioco che è rimasto fermo per un po' tra il problema occorso a Parrinello, i cambi e anche quello che è diventato quasi un duello tra mister Di Gaetano e il direttore di gara. Proteste che si sono protratte per tanti minuti, non le avete viste perché avevamo nel frattempo mandato in onda i nostri highlights. Proteste sono durate anche per qualche minuto nel corso dell'intervallo. Qui intanto Uzzo controlla, calcia con il destro, palla alta, tentativo da parte di Uzzo che ci prova ma non è incisivo. Arriva il pallone a Motta. Ultimi 26 minuti più recupero. Monreale che si avvia a interrompere la striscia vincente, vedremo se interromperà anche quella di risultati utili consecutivi che dura di fatto dall'inizio della stagione. Ma attenzione a Chifari che adesso gioca a destra. Chifari prova proprio con il suo destro, Rancatore in due tempi. Chifari che al di là del gol comunque ha giocato un'ottima partita su entrambe le fasi. Colpo di testa da parte di Sanalitro, poi quello tentato da Buturuga, poi Uzzo senza subire fallo, poi si libera del pallone e serve Carlino inseguito proprio da Buturuga che si mette davanti, mette in fallo laterale. Mette a posto lo scarpino il numero 8 della Parmaval, poi rimessa di Follari. Letteralmente pattina sul terreno di gioco parlato, poi recupera palla il Monreale, ci lotta al limite dell'area, fermato Costantino. C'è calcio di punizione però, direttore di gara che giudica più vantaggiosa la punizione rispetto al prosieguo dell'azione. In un certo senso non una chiave di lettura del tutto sbagliata. In ogni caso tanto i due allenatori ne approfittano anche per dare nuove indicazioni ai propri giocatori. Occhio alla punizione. La punizione per il Monreale, sono in 4 in barriera per Motta e c'è soprattutto Parrinello sul punto di battuta. Fischia l'arbitro, parte Parrinello, scavalca la barriera, scavalca anche la traversa però, e allora se ne va questa chance. Ancora un po' di tensione alta con il direttore di gara che va a redarguire Fiore. Va lungo Motta, il controllo tentato a centrocampo, poi recupera palla Carlino, l'uscita di Motta a interrompere questo passaggio, Buturuga a lottare, Carlino a recuperare palla, servizio in avanti, poi Uzzo fermato e poi la palla che carambola su Uzzo che prova a tenerla in campo, non ci riesce davvero per poco. Allora rinvio dal fondo per Motta. Rinvio di Motta col pallone che è rimasto in campo e con Di Gaetano che invita i suoi ad alzare la linea. Tanto c'è un pallone in campo nei pressi dell'angolo alla destra di Motta. C'è un fallo commesso a centrocampo ai danni di Parlato. Cambi per mister Bellingardo e per la Parmaval. L'uscita di quello che
parere personale, ma basti vedere anche lo score della partita, è l'uomo del match, ovvero sia Vincenzo Di Blasi. Al suo posto entra Vincenzo Russo, maglia numero 17. Un altro russo in campo, l'altro è Lorenzo con la maglia numero 4. Tanto la punizione per Parlato, pallone che arriva in area, spazza via Buturuga senza fronzoli. La palla esce dall'impianto di gioco, rimessa proprio per Parlato. Costantino la tiene in campo. Intanto pallone spazzato via. Rimessa ancora per il Monreale, questa volta con Daniello che porta sulla sfera, la gira Costantino, poi il contatto tra Greco e Buturuga è falloso da parte del numero 8 di casa, secondo il direttore di gara. Va giù Greco. Calcio di punizione per il Monreale. Stiamo per entrare negli ultimi 20 minuti di gioco, più ovviamente il recupero che non mancherà, considerando interruzioni e cambi da una parte e dall'altra. Intanto punizione sulla palla Parlato e De Cofano, come è successo anche nel primo tempo. In quel caso Parlato mise la palla al centro. Ancora la finta di De Cofano, la partenza di Parlato e questa volta cerca la porta, la tiene lì molto bene Motta. Questa volta ha cercato la porta il numero 8 ospite. Motta fa salire i compagni, ultimi 20 in corso qui al Francolo Monaco di Mondello. E Parmonval che sta per mettere a segno un vero colpo grosso in quest'ultimo lunedì di novembre. La battuta lunga da parte di Motta, il controllo di Follari mentre si accendono anche i riflettori qui nell'impianto di Via Palinuro. Fallo di Tifari su Follari. Qui il direttore di gara che non punisce Molinini. Molinini che adesso lascia il campo, autore del secondo gol. Al suo posto Guarino, maglia numero 13. Dall'altra parte cambia anche il Monreale, va fuori De Cofano, va dentro Brocco con la maglia numero 17. Un altro cambio per parte dunque, si stanno via via scremando le due panchine. Davi, palla lunga, il controllo, anzi era Parlato, il controllo tentato da Greco che poi di rincorsa si riprende palla, calcia in avanti, va a colpire Vincenzo Russo. Colpo di testa da parte di Sanalitro, poi il tocco di Davi per Follari. Parlato, il lancio di Parlato a cercare Costantino che viene anticipato, poi subentra di testa Lorenzo Russo. Parlato ancora in avanti, Costantino scavalcato dal pallone, un po' in difficoltà oggi il numero 9 del Monreale che qui insiste. Carlino, la finta, poi perde il pallone un secondo contrasto, subentra nell'azione Parlato. Una delle note positive, una delle poche note positive per mister Di Gaetano, senza dubbio la prestazione di Parlato che ci ha messo molta sostanza,
che fondamentalmente in questi campi è quello che ci vuole, ben più della tecnica, ben più delle abilità col pallone, che sono anche un po' quelle note che gli allenatori cercano nei propri giocatori juniores quando le prime squadre sono alla ricerca degli under da mandare in distinta. Tanto attenzione a Carlino che avanza. Carlino fronte alla porta, il tocco Peruzzo che ci prova, tiro deviato forse con un braccio da Buturuga, si continua a giocare e poi palla in calcio d'angolo, reclama il tocco col braccio anche con una certa insistenza il capitano del Monreale. Angolo per la squadra in tenuta blu, con Parlato che scambia, poi mette al centro il pallone, il colpo di testa da parte di Sanalitro, non anticipare anche il suo portiere, poi la giocata in avanti da parte di Guttilla. Marchese sulla corsa di Chifari che ha campo da prendere, Chifari decide di tornare da Marchese, Marchese punta Daniello che mette il pallone in fallo laterale. Qui ha rischiato qualcosa di troppo probabilmente la Parma su questo calcio d'angolo, ma attenzione ancora a Marchese proprio per la squadra in maglia verde, fermato da Parinello che poi butta via il pallone in zona difensiva, e allora Lorenzo Russo la tiene, però a perdere anche un po' di tempo, è ancora presto in realtà per mettersi alla bandierina. Russo lì in mezzo, subisce fallo da Parinello e il direttore di gara ammonisce il numero 10 ospite. Comunque giallo per Parinello, mentre è alle viste un altro cambio per il Monreale quando manca poco meno di un quarto d'ora alla fine. Occhio alla punizione intanto allontanata dalla difesa del Monreale, poi insiste la Parma con Chifari, conclusione bloccata senza grossi problemi da Arrancatore, va subito al rinvio, il controllo da parte di Greco che si appoggia a Follari. Follari avanza, tocca centralmente la sponda di Parinello per Carlino che allarga. Parlato, la sventagliata di Parlato, il controllo di Costantino che però non la tiene, ancora Monreale che però non riesce a tenere palla. Marchese fermato da Carlino che poi prova a ripartire. Parinello, la finta e poi lo scarico. Brocco in avanti, intercettato il suo passaggio, poi Carlino sporca l'uscita di Guttilla. Cambia la Parmonval, non più il Monreale. Con l'uscita di Capitan Marchese e l'ingresso di Seidita. Maglia numero 19, il giocatore che si va a piazzare subito come punto di riferimento avanzato. Qui va il duello di testa con Daniello, lo perde. Parlato, la gira, l'intervento senza fronzoli da parte di Follari, la palla direttamente fuori. Ultimi 13 minuti più recupero. C'è stata la deviazione da parte di Seidita secondo il direttore di gara, allora rimessa per il Monreale. La rimessa per Parlato, alla proposta in area, allontanata facilmente di testa, poi l'anticipo su Guarino. Buturuga, la scodella in avanti, Russo la lascia passare, Russo che è diventato il capitano dopo l'uscita di Marchese, il numero 4 Lorenzo Russo. Parlato, pattina sul pallone, la leggerà,
pioggia leggera ma costante che è durata per i primi 20-25 minuti del secondo tempo ha reso ancora più insidioso il campo dell'Elo Monaco, se aggiungiamo il fatto che a breve aumenterà anche l'umidità sul campo, perché lo renderà ancora più complicato. Carlino, Follari, la palla scodellata verso l'area di rigore, la tocca Armanio, l'uscita di Motta che la scorta anche per l'intervento da parte di Guttilla che calcia addosso al suo portiere. Qui scena quasi da mai dire gol, ovviamente, per chi ricorda questo genere di trasmissione. In ogni caso c'è il calcio d'angolo per il Monreale, ma prima il cambio probabilmente, sì. Esce Uzzo. Ed entra al suo posto con la maglia numero 16 Parlato Francesco. Tocca al calcio d'angolo. La palla che arriva sul primo palo, colpo di testa a mettere fuori. Ancora Stefano Parlato sulla palla, va sul fondo, proprio nel cross deviato, poi colpo di testa, alla fine riesce ad uscire la Parmonval. Qui Francesco Parlato la lascia uscire in fallo laterale. Stiamo per entrare, come vedete anche dal cronometro in alto sui vostri schermi, gli ultimi 10 minuti di partita che, a meno di clamorosi ribaltoni, è saldamente nelle mani della Parmonval. Ribaltoni che sembrano ben lontani da poter accadere, più che altro per quella che è la forza che il Monreale non riesce a opporre. Qui intanto il ponte di Chifari su Follari. Stefano Parlato cerca di giocarle davanti, Greco arriva con la spazza Chifari. Follari di testa Buturuga che anticipa anche un suo compagno e di fatto la perde. Stefano Parlato fermato, rimessa Monreale. Follari, la palla con l'intercetto da parte di Guarino su Daniello. Allora, rimessa per il Monreale, molto vicino alla bandierina del corner, anche se in realtà adesso il direttore di gara fa indietreggiare Follari. Controllo da parte di Stefano Parlato che viene atterrato da Chifari. Calcio di punizione per il Monreale, una specie di corner corto. Calcio di punizione sulla palla, come sempre Stefano Parlato. 8 sulla sua maglia, 8 anche i minuti da giocare prima del 90°. La battuta di Parlato, a vuoto Motta, o comunque con una deviazione non definitiva che però innesca la ripartenza. E allora Seidita, il tocco per Guarino. Può avanzare il 13, ancora Guarino, entra in area di rigore, Davi in qualche modo lo rallenta, lo ferma. Decisiva qui la chiusura del numero 5 del Monreale, che poi prova anche a spingere la ripartenza. Un tocco sporco che arriva a Costantino. Il tocco poi ad allargare sulla sinistra per Stefano Parlato, che può avanzare. Ancora Parlato, tagliato fuori splendidamente da Chifari. Qui il colpo di testa di Daniello che però agevola l'intervento di Guarino. Poi Lorenzo Russo che allarga. E c'è la corsa di Vincenzo Russo che spinge
Lorenzo Russo, il controllo, il tiro di sinistro, palla alta. Gioca adesso sul velluto la Parma, un ball. La palla la devi attaccare, non ti girare. Non ti girare. Attacca la palla, non ti girare. Te la sei presa in faccia. Tanto c'è un cambio ancora nel Monreale. Cristofalo, maglia numero 13, prende il posto di Daniello. Di fatto non cambia nulla a livello tattico, almeno a giudicare dalla posizione che assume il numero 13 del Monreale. Tanto Lorenzo Russo interviene, poi il colpo di testa in avanti verso Parrinello, ancora Lorenzo Russo e poi calcia lontano, andrà con le mani proprio Cristofalo adesso per il Monreale. Spazza via Armanio, poi arriva Davi che tocca su Follari. Stefano Parlato nuovamente per Follari, prende il centro il numero 2, ancora Follari, il tocco centrale, Parrinello guarda la porta, cerca ancora la virata, ancora una volta però i suoi avversari capiscono il movimento e allora attenzione a Lorenzo Russo che allarga sulla corsa di Seidita. Seidita sterza, evita un avversario, ancora Seidita, guarda la porta, converge, il tocco per Guarino un po' pigro in questa circostanza nel controllo. Poi Guttilla si libera bene del suo avversario, Lorenzo Russo a scavalcare, fuori gioco di Vincenzo Russo e azione che sfuma. Carlin, palla in profondità sulla corsa di Greco, Greco non riesce ad agganciare, poi salta con le mani sulla sua testa Motta che poi invita alla calma. Tanto problemi in casa Monreale per Brocco che era entrato da pochi minuti in campo. Il rinvio col colpo di testa di Carlino, poi Follari, Armanio, la palla che arriva da Lorenzo Russo che allarga con ordine su Guttilla, il lancio alla ricerca di Vincenzo Russo, la chiusura di Cristofalo. Monreale che è in 10 visto che con l'ingresso con l'uscita, o meglio per dire, di Brocco non ha più cambio, ai soli Bompasso e Gulino. Ma evidentemente ha esaurito gli slot per effettuare i cambi. Intanto l'avanzata di Stefano Parlato che può correre sulla sinistra. Ancora Parlato, inseguito da Chifari, la palla passa. Tanto probabilmente problemi intestinali per Brocco. È entrato veramente pochi minuti fa. Sono entrati Cristofalo, Greco, Carlino, Francesco Parlato e lo stesso Brocco, quindi evidentemente 5 cambi a disposizione. Intanto con la spalla Davi, poi la gira Lorenzo Russo.
all'indirizzo di Guttilla, lancio lungo, controlla Seidita, poi cerca di spazzare da via ma non ci riesce, e allora Guarino che non trova compagni, Guarino che insieme a Guttilla, Sanalitro, Russo e Seidita rappresenta il Montecambi, per così dire, della Parmonval. 5 cambi a testa, regola che è stata estesa dai professionisti, per così dire, comunque dalle prime squadre, anche alla Juniores, che di fatto è l'anticamera dei campionati per le prime squadre. Armanio, Fiore, il tocco per Chifari, di prima Buturuga. Buturuga, intervento di Carlino, va giù Buturuga, probabilmente colpito involontariamente al numero 15 avversario, ancora Fiore a chiudere, e poi Chifari tiene fermo il pallone. Oh, Ricca, che stai zitto, Ricca. Gioca. Non lo so. Come si chiama? Lasciala. Mi chiama capito Secondo. Poi la rimette fuori. 90° che sta per scoccare, il direttore di gara che a breve indicherà il recupero, vedremo. Mentre è ripreso il gioco, tutto ok per Buturuga. Palla in avanti con la corsa da parte di Costantino, inseguito da Sanalitro. Scaduto a 30 secondi, dovrebbe essere fallo laterale per il Monreale, anche se il direttore di gara ha fermato il gioco. Sì, palla consegnata nelle mani di Cristofalo. Non ho visto la segnalazione del recupero, in ogni caso vedremo quanto durerà il match, con diverse interruzioni da una parte e dall'altra, ma anche con un risultato che quasi allo scadere del primo minuto di extra time è abbastanza ormai fissato, e dunque ci si avvia verso la prima sconfitta alla sesta giornata per il Monreale, e soprattutto anche con una bella iniezione di fiducia per la Parmonval, che sale a quota 10 in classifica, accorcia proprio sulla capolista portandosi a -2, fermo restando l'equilibrio che vige su questa stagione, che ricordo vede l'assenza dell'ATF, anche il girone B molto interessante con Don Carlo Misilmeri, Aspra, e anche con una formazione abbastanza sperimentale mandata in campo dal Calcio Sicilia, che manda in campo ragazzi sotto età, 2005-2006. Tante cose Don Carlo Misilmeri ed Aspra che si giocano anche in questo weekend la vetta della classifica. Da una parte i ragazzi di Lobue, dall'altra quelli di Lopiparo. Intanto Armanio chiude bene, Don Carlo Misilmeri che, a proposito delle produzioni di Casa Sportisili, senza dubbio una delle società più quotate, abbiamo potuto vedere già da ieri sera gli highlights della gara di prima squadra contro il Casteldaccia. Vedremo invece mercoledì il big match di Coppa Italia contro l'Acragas. Dall'altra parte Igea e Città di Taormina a contendersi l'altro posto per la finale, che si giocherà con ogni probabilità
a metà gennaio attendiamo anche in questo caso indicazioni dalla LND. Torniamo però in cronaca, terzo minuto di recupero che sta per scadere, colpo di testa da parte di Guarino per la corsa di Serita che inciampa cercando di andare in duello in velocità con David. Cristofalo, ricordo che il Monreale sta anche chiudendo la partita in 10 perché a cambi esauriti è emerso il problema per Brocco, tra l'altro uno dei nuovi entrati. Intanto la palla spazzata direttamente in fallo laterale ancora da Cristofalo. Siamo 3 minuti e 42 secondi oltre il 90°. L'arbitro fischia fallo in favore della Parmonval, che dovrebbe avere anche il privilegio di chiudere in avanti questa partita veramente con pochissima storia. Palla lunga, girata in qualche modo da Seidita, c'è stato anche lo scontro con Follari. Cristofalo, la gira su Carlino, ancora Cristofalo, Stefano Parlato la controlla, un po' esaurito l'energia il numero 8 del Monreale, che poi prova a giocarla in avanti, ma non può controllarla nessuno. L'arbitro però fischia un fallo commesso ai danni proprio del numero 8 del Monreale. Cristofalo, Stefano Parlato riesce a passare dalle parti di Carlino, sta per scadere anche al quinto minuto di recupero, nulla di strano che siano stati proprio 5 i minuti di extra time. Follari prova a chiudere quantomeno con orgoglio il Monreale. Parrinello, Stefano Parlato, il tocco che rimane corto, Parmonval che allontana la palla e per il direttore di gara può bastare così. Finisce in trionfo per la Parmonval, che infligge al Monreale la prima sconfitta di questa stagione. Finisce 3-0 in favore della squadra di mister Aldo Bellingardo contro quella guidata da mister Di Gaetano. Ne approfitto ancora una volta per ricordare la successione delle reti con il vantaggio firmato da Di Blasi su calcio di rigore, il raddoppio di Molinini e poi la terza rete messa a segno da Chifari nel secondo tempo. Sale a quota 10 la Parmonval, rimane a quota 10 il Monreale, che potrebbe alla fine di questa giornata perdere la vetta del girone A del campionato, il girone B del campionato juniores regionale. E da Francesco Camuca da Sportisire è tutto, grazie per averci seguito, restate con noi ovviamente anche per gli eventuali highlights e sulla festa dei ragazzi della Parmonval davanti ai propri genitori e sostenitori chiudiamo il collegamento da Franco Lo Monaco. Grazie per averci seguito, alla prossima!